carabinieri! Grande! Oh, carabinieri, carabinieri, carabinieri! Questi sono fusi. I Circle sul T-Max! Hai spaccato! Oggi ci stanno venendo a fermare i carabinieri. No! La municipale! E ragazzoli, buongiorno, bentornati sul canale. No, buongiorno un cazzo, perché questo video lo potete guardare anche di sera, vabbè, ma bentornati sul canale. Oggi siamo in un nuovissimo Cosa vuol dire guidare a Napoli. Siamo in compagnia di Ludovico, il pazzo impennatore di T-Max, e andremo in giro per Napoli per effettuare alcune riprese in impennata. Ok. E io sono vestito leggero oggi, ragazzi. Ho messo solo il pantalone lungo, non ho messo nemmeno gli stivali perché dovrò fare da motocar, no? Come si dice? Sono una motocamera io oggi. Vedremo quello che dico. Bah, sarà una motivazione del perché fanno le strisce pedonali, ma voi attraversate alla cazzum sempre. Che belli che siete! E chi stai guardando? Cioè, io non lo so. Sì, qua non sono abituati a fermarsi alla precedenza nella rotonda, e quindi fanno le rotonde così. Se vai a vedere, lui in quel momento ha pensato anche di aver ragione. Ah, beh, figura. Cioè, capì, quella aveva ragione per lui. Io c'ho l'anteriore finito, ma si piega lo stesso un casino. Ma il problema di questa, secondo me, è che è anche un pelino storta. Ma non il manubrio, ma i riser, guardate, sono uno più avanti dell'altro rispetto allo schermo. Stessa cosa anche per le forcelle. Questo si vede, quest'altro non si vede. Poi non so se dall'inquadratura della GoPro rende come io vedo con gli occhi, però beh, avete capito. Cercola, Ottaviano, Ottomano, l'impero ottomano. E oggi ve lo faccio in tangenziale. Ma quanto è bella Napoli! Abbiamo anche noi grattacieli. Ma cos'è New York? Ce li ho io. I soldini, amore, i piccioli, ce li ho io. Pure per te, naturalmente, no che c'ho soldi, perché proprio in questo periodo scarseggia tutto, causa incidente. E appena arriveranno i soldini andiamo a comprare un'altra moto. Una moto ancora più potente. Basta, adesso ero gasato per questo. Via, zio. Mi cede l'anteriore, fra. Ce l'ho troppo finito. Mi stavo chiamando la polizia e non ho visto con la prima chiudeva. Grazie. Qui le rotonde non le sanno fare, si fermano loro nella rotonda. Per questo che gli altri si pensano di aver ragione. Qua è abbastanza difficile metterti su una ruota, vedi, c'è troppo movimento. Il problema è che qua ti girano addosso, c'è distrazione, oh, quello che attraversa a piedi. Grande. Questa è 09. 09. 09 a 09 queste. La vuoi finire di impennare? Non ci credo. Bellissimo. Ma quella è la moto che mi porta ad impennare. Ho riconosciuto lei però. Ah, amo! Ha riconosciuto te però. La tua moto, vedi? L'MS, ma me ne compro anche io un'altra. Ah, vogliamo mettere il Q-Performance? Metti questa, vedi? Costa un po' di più, costa 2,20 €. Però questa è la Performance, fa bene. No, va bene, dai, è quasi pieno. Amo, guarda là però, manca nada €, manca. Ah, perché hai preso 15 €? Non sto scendendo, no? No, sta scendendo, poi. Amo, no. Amo, ci siamo fatti truffare dal benzinaio che ci segue. No, sta salendo, ma guarda come sta scendendo. Cioè, non sta scendendo, amo. E queste sono le gocce che stanno giù a tutto quando finisce la benzina. Cioè, guarda come sta salendo. Perché sta salendo così? Cioè, sto a manetta, Guarda, vuoi fare così, guarda. Non è acqua. Amore, ci segue anche, ha detto il signore. Può darsi che forse non ci vuole bene. No, dai. Ti ho messo questo qua. Ti serve a far girare meglio il motore. Sai perché? Perché è 100 ottani. Quindi è una benzina leggermente un po' più di qualità. Nice. Glielo do il casco, entriamo senza? Sì, no, tu se vuoi entrare senza, entra senza. Vedere tutti col casco. No, tu levalo tu. Solo io, tutti voi col casco. Non fa niente, oggi ci stanno venendo a fermare i carabinieri adesso. Sì. Sicuro 100%. Allora muoviamoci, dai, muoviamoci. No, ma non ti muoveremo così. No, ci stanno cagando. Andiamo. Guardare ci hanno guardato, Lo so. Ma chi è che si sta seguendo con la macchina? Stanno facendo i video. Ciao. T'ha riconosciuto, però. Sicuro? Oh, i carabinieri!
Fermati, fermati, stanno là, Carabinieri! Vai, sono entrati dentro, vai, a posto. Eccoli dove stavano, Ragazzi, naturalmente non è che ci siamo messi a impennare tutti quanti, non c'è nessuna giustificazione. Però qua siamo in un posto dove spacciano, fanno tante cose. Vuol dire che noi per un'impennata, come fanno nei video musicali, nei video musicali qua di Geolier non si sono messi a impennare qua in mezzo. Lo sta fermando? Grande! I Circle sul T-Max! Mamma mia! Hai spaccato! Ci guardano tutti male, ragazzi. Qua non sono proprio abituati a vedere persone girare col casco integrale in moto. Cioè, se vedi i motorini in giro non hanno i caschi, ne hanno neanche appesi. Signora, è una pazza da attraversare così, però col verde. Dall'altra parte la stavano investendo. Ed eccoci ritornati nel manicomio più totale. Ti vedo, vedi come si buttano le macchine. È rischioso, perché rischiare di farti male tu, di far male qualcuno? Oh, guarda sta macchina come sta uscendo. Questa si butta col motorino senza targa e senza cae. Cioè, no, non ce la fa, guarda. Cioè, guarda dove ti trovi a guidare. CH302 tempi. Fatalmente di quel fumo. Olio, vado in olio. Cioè, guardate come guidano. Adesso quello si è arrabbiato perché l'avevano superato. Che paura, Grandi. Gli chiediamo, no? È diventato un napoletano. No! La municipale, guarda! La municipale è scioccata! camminare. Gli si sta smontando il T-Max. Abituati a camminare a Napoli, vai! Questa è la prima rotonda che mi sono fatto quando sono arrivato a Napoli. La prima, ed ero col furgone, lo vedrai nel video di Matthew. La gente là si ferma, dietro in rotonda e non ci credo. Oh, aiutiamo. Dai, proviamo. Diamo una spinta fino a lì. Sì, ma quando poi però parte la macchina devi anche evitare le moto, direi. Sì. Sì. Vai, accelera. No, raga, non No, aiuto. Accelera. Eccolo! Facciamo paura! Non posso dire che sei bellissima, Stai prendendo la mia. No, Che dici? manco la mia, fra, lo sai. Ma che dici? Amore, sei un cavaliere armato. Aspettamela che tu già ce l'hai la macchina. Cazzetto! Ma sei scaricato? Ops, c'è la pula. Si è girato a guardarmi. Ho semplicemente frenato io. Che capoccia che sono. Guardarella, mannaggia. Frata, qua si vede bene Napoli. Qua vedi tutto. Qua vedi proprio tutto. Se tu tieni il freno premuto e noi lo alziamo avanti, poggiamo la ruota qua davanti, tipo così di sguincio. Chiama all'800 96 56 06. Dona ora. Grazie. Andiamo, forza ragazzi, vedete a Napoli. Gliela devi fare così, fra. La copertina di oggi forse sarà questa. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? No, ma che cazzo è successo? No! L'abbiamo fermato in tempo. La gente ci guarda sti quanti strani, questi soffusi. Porcelle, cerchio. Vai. Basta, ole! Hai cagato? E comunque ragazzi, naturalmente la GoPro era spenta. Siamo saliti qua per far vedere a loro il murales di Maradona. Vabbè, io stavo bestemmiando con la moto di Carlotta, mi ha fermato un ragazzo, un altro. È stata una bella situazione, molto divertente. Però naturalmente non c'è la GoPro. Non ho i freni! Non ho i freni! Ma la faccia che fanno!
Non si frena, non si frena, non si frena, non lo so perché non si frena, non si frena. Papà non le faccio scioccare. Oh, oh, non prendo i freni, non prendo i freni, non prendo i freni. Ma non devi vedere prima video, no? Qui c'è la Pula. Ciao Pula! Oh bro! Levati da mezzo alla strada. Una volta per fare così, con un cartone, era pieno. Mi stavo spezzando un piede. Ma proprio bruttissimo. Che poi stavo col motorino 50, quindi stavo 50-60 all'ora, tutta a manetta. Io tutto convinto, pensavo fosse voglia di caricare pure il calcio e boh! C'era tipo un condizionatore rotto dentro. Carlo, ma che levi? Carlo, stai per là basso, Cristiano, stai venendo in culo, ti manate annanzi. Mi fate mettere paura, mo, si viene in culo. Vai Chiana. Per il pullman possono pagare con la carta, se ci salgono per forza col contatto. No, Col contatto. con la droga. Dovresti farlo prima. Devi farlo prima di salire a bordo. Sí, sí, pero la pregunta es si se puede pagar con tarjeta. No, e nel bus no. Only edicola, tabacchi, tobacco. Ticket for 1 hour on one run. Fra, faccio paura in inglese, non è vero. Comunque non è vero, si poteva pagare con la carta sul pullman. Davvero? Sì, non lo so, non è vero, no, no. Sta stupido. ¡Elefante! ¡La vuoi una nocella! Ma c'è, ma sta gente sta proprio fuso capo. Ma se quello accelerava io non c'avevo spazio per dove mi ammazzare. Cioè dove cazzo mi infilavo? Quanto cazzo è bella Napoli. No, non lo dire. Fra, ma che cazzo? Non mi va.